Bentrovati amici ad una nuova puntata di Centro Anch'io. Oggi siamo nel piazzale della nostra stazione ferroviaria. Centro Anch'io. Correva l'anno 1854, il 24 aprile, dopo anni di lavori, venne inaugurato il tratto ferroviario Coccaglio-Verona, che comprendeva la stazione ferroviaria di Brescia. In quegli anni, sotto l'impero austro-ungarico, si andava costruendo la rete ferroviaria Milano-Venezia e Brescia era uno degli snodi di passaggio più importanti. Il progetto della stazione è opera dell'ingegnere Benedetto Foix ed è, come molti edifici di fine Ottocento, un revival di molti stili delle epoche precedenti, neoclassico e neoromanico. Ricorda infatti con le sue torrette e i suoi merletti una fortificazione medievale. Originariamente le torrette erano 4, oggi sono rimaste solo le 2 in facciata e servivano per segnalare l'arrivo dei treni. Il 12 settembre del 1878, in occasione della visita in città del re Umberto I di Savoia e di sua moglie Margherita, venne costruita una bella tettoia in ferro e vetro simile a quella della stazione di Milano. Purtroppo, durante la Seconda Guerra Mondiale, a causa della richiesta di ferro a scopo bellico, la tettoia fu smantellata e distrutta. Amici, la frase di oggi è molto simpatica. A ogni la so passato, mei fa la prest che tarde. Restate con noi per quei secondi, ci vediamo tra poco e partiamo. Centro Anch'io. Ancora qui sul piazzale della stazione ferroviaria, ognuno la so passato, mei fa la prest che tarde. Pronti? Via! Ognuno fa la sua, forse gli gira un po' la testa, labirintite. Non lo so. Ognuno la sua camminata, meglio presto che tardi? Per andare al lavoro, per andare a fare la spesa. Sì, per andare a lavoro. Alessandra di Folzano, di nuovo qui con noi. A ognuno la so passata, mei fa la prest che tarde. A ognuno il suo tempo di pazzia? Meglio prima che dopo nella gioventù? E tu Alessandra già l'hai fatto questo periodo? Sì, passa tutto. Tutte le scemate farle prima perché dopo da vecchi non vanno bene. Tu sei ancora in tempo, sei giovane, no? Giuro, io le faccio più adesso che prima. Mantuam e genuit, diceva il grande Virgilio. Certo. Tu sei uno di quelli. Io sono un mantovano d'origine, quindi le mie origini sono mantovane, centro storico, e sono qui. Ragazzi, questa è una persona straordinaria e per questo si pare pure preparato su questo detto. A ognuno la so passata, mei fa la prest che tarde. Lo vedo pronto. A ognuno la sua passata, me fa per che tarde. Insomma, siamo lì. E a Mantova che si dice? A Mantova si sta bene a Mantova. Mantova è una bella città. Giannino, Gianni, Giannetto, Nino, Ninetto, a ognuno la so passata, ma mei fa la prest che tarde. Sì, è meglio sia presto che tardi, sempre. Sempre pronto sull'attento. Pronti qua. A fare che? Chi vuol capire capisca, no? Che dobbiamo capire? Che ne so io, capite voi, dai. Sapete cos'è la passata? Un periodo un po' di... Boris non è ancora uscito da sto periodo. No, Boris sì è uscito da questo periodo, però no. Faceva da giovane lui qua, insomma, prima di conoscere. Si ricorda. Ha fatto tante cose, ha fatto lo scout. Sì. Poi le strade sono divise in quel momento. Sì, a ognuno il suo periodo un po' strano. Ma a me fa il prest che tarde. Cioè, lo presto che tardi. tu già l'hai fatto questo periodo un po'. Sì, già fatto, assolutamente, già superato. Hai già dato alla società. Assolutamente, sì. Grazie, ciao. Ciao. E abbiamo finito anche il nostro giretto di oggi. A ognuno la so passata, ma a me fa la prest che tarde. Questo abbiamo chiesto. E che significa? Insomma, ogni persona ha diritto a vivere il suo periodo un po' pazzo, un po' fuori dagli schemi, ma ci si augura che questo momento della vita appartenga di più alla gioventù, alla giovinezza, piuttosto che all'età adulta, quando ci si augura ognuno di noi abbia la testa ben piantata sulle spalle. Bene, grazie amici per essere stati in nostra compagnia, ci vediamo domani ad un altro appuntamento di Centro Anch'io. Grazie, a domani.